le L'altra cose. vol- l'altra volta ci hai fatto sentire qualcosa di Giovanni Pascolo. Sì, E... Giovanni Pascolo è il poeta del paese, no? Che è un dio, un idolo proprio. E le poesie in genere le racconta dopo che ha bevuto, perché io sono uno dei più antichi bevitori del mio paese, sono un vinosauro, cioè ho sempre bevuto. Il paese ve l'ho già descritto, è un paese piccolissimo, non c'è nulla. Pensate che da casa mia al bar ci vogliono 30 secondi, dal bar a casa mia 30 giorni, perché mi trattengo lì. Poi non è che mi piace essere il primo, mi piace sempre essere il terzo, così vinco la medaglia di sbronzo, sempre. Sono uno sbronzetto nuragico. Bevo perché io sono del parere, veramente, già c'è una mezza embriaghera adesso, io sono del parere che bisogna sempre circondarsi di persone per bere, sempre, perché il bere trionferà sempre sul male, sempre. Sul mare. Io volevo approfittare dell'occasione perché sono anche terrorizzato da questo carabinieri, ce n'è uno carabiniere nel mio paese, però sono terrorizzato da questo chilometro che ha questo macchinario. Tu Andrea, quanti chilometri riesci a fare con un litro di vino? Bisogna vedere la Io non è gradazione, che posso fare c'è molto tutta una serie di strano. parametri. Quanti? Quanti chilometri fai con un litro di vino? Ma dipende dalla Tu ti ferma gradazione, ci sono vari parametri. dalla gradazione. E io ho paura, ho il terrore proprio che mi fermino questi carabinieri, questi che sono lì. Infatti ho dedicato una canzone di un cantante famoso e gliela volevo fare. Si sente la chitarra? Sì, perfetto. Mare sciallo dietro la collina, perché è sempre lì, con l'autovelox già dalla mattina, e il chilometro non si sa mai, ma se mi fermi per te sono guai, perché se soffio dentro la pompetta ti faccio esplodere la camionetta. Con mio compare ci siamo ubriacati, non siamo ancora tornati. L'embriaghera. L'embriaghera. E mio babbo mi ha imparato l'educazione, me l'ha imparato lui le cose. Io vi ribadisco, provengo da una famiglia poverissima e oggi ho 59 anni e dormo e abito ancora con babbo e mamma e dormo nel letto con loro. Sì, perché quando ero piccolo avevo paura io, oggi hanno paura loro, con i tempi che corrono. Certo. Io quando ero piccolo avevo paura del buio, oggi ho paura della bolletta della luce, è tutto cambiato. E quindi vivo con loro, con i miei genitori. E babbo me le ha imparate tutte le cose, neanche le cose del sesso mi ha imparato. Che una volta a babbo gli ho detto, babbo, ma dov'ero io quando tu e mamma siete partiti in viaggio di nozze? Mi ha risposto, all'andata eri con me, al rientro con mamma. Oh, bellissimo. E chi vuole intendere intenda. E intende, Se no, grazie.